Soldi in arrivo per Venezia. La drammatica situazione delineatasi nelle ultime settimane con i tagli attuati dal commissario Zappalorto per pareggiare il bilancio potrebbe risollevarsi grazie al nuovo decreto per gli enti locali, che significherebbe per la città 7 milioni di euro. Questo è un dato molto positivo che conferma il fatto che il governo è a fianco a Venezia e a fianco nostro. Il governo si è reso conto di questa situazione di difficoltà del bilancio comunale e del fatto che il commissario ha tagliato soprattutto i servizi alle persone, servizi sociali, spazio cuccioli, ai dipendenti, e c'è bisogno di dare una boccata di ossigeno. Questo è stato fatto e nel decreto appunto sugli enti locali c'è questo spazio iniziale di 7 milioni di euro che poi potrà aumentare secondo quelle che sono le indicazioni di calcolo. Bisogna evitare che ci siano altri guai, altri tagli da parte del commissario. Casson commenta poi l'accordo tra Brugnaro e Bellati, definendolo sfidante rappresentante della vecchia politica. Direi che era scontato per certi versi perché non poteva essere altrimenti, però questa è la conferma che Brugnaro rappresenta Brunetta, rappresenta la vecchia politica, rappresenta un modo di far politica sotto banco, perché sarebbe stato molto più semplice, per certi versi trasparente, un apparentamento formale, e invece ha scelto la strada di trattare sotto banco un assessore a questo, un assessore a quell'altro, quindi questo credo che significhi tornare indietro, non certo dare un'idea nuova di città e di politica.